Maxi ispezione dei carabinieri, controllati 40 frantoi, 5 denunce. La procura vuole vederci chiaro, Musumeci predispone un sopralluogo, De Luca devolve l'incasso del suo spettacolo. La città della Scala dei Turchi si prepara a vivere il Natale secondo le migliori tradizioni, in calendario diversi eventi. Domani i biancazzurri dovranno affrontare un osso duro, il Don Carlo Misilmeri. La partita sarà a porte chiuse. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della maxi ispezione dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Controllati 40 frantoi, 5 denunce per gestione irregolare dei rifiuti. Gli impianti controllati si trovano nei comuni di Favara, Sciacca, Menfi, Caltabellotta e Ribera. Arturo Cantella. Controllati oltre 40 frantoi della provincia da parte dei carabinieri, 5 le denunce per irregolarità della gestione dei rifiuti. Con l'avvio della campagna olearia, le compagnie del comando provinciale di Agrigento, supportate dal Centro Carabinieri Anticrimine Natura e dal personale dell'Agenzia regionale Protezione Ambiente, hanno condotto un'incisiva attività di monitoraggio eseguita nei confronti di oltre 40 frantoi ubicati nell'intera provincia. Un'attività di controllo che ha determinato la denuncia in stato di libertà a carico di 5 titolari di impianti ubicati nei comuni di Favara, Sciacca, Menfi, Caltabellotta e Ribera, ritenuti responsabili dell'esito degli accertamenti eseguiti di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso dell'attività investigativa sono state verificate sia le certificazioni autorizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività di molitura delle olive, sia la corretta assunzione di manodopera da destinare a tale attività. Particolare attenzione da parte dei militari dell'Arma è stata rivolta al giusto stoccaggio e al successivo smaltimento delle acque di vegetazione, quale scarto della lavorazione delle olive, considerato un rifiuto speciale in quanto altamente inquinante. Nella circostanza è stato infatti accertato dai carabinieri che le attività perseguite hanno sversato tali rifiuti nel corpo idrico superficiale, quali fiumi e corsi d'acqua circostanti, con alto rischio di inquinamento delle falde del mare. Sono state inoltre ispezionate 8 autocisterne dedicate al trasporto delle acque di molitura e inflitte sanzioni per oltre 45.000 euro per illecito utilizzo in campo agricolo delle acque di vegetazione. I soggetti deferiti inoltre hanno l'obbligo di ripristinare e bonificare i siti contaminati. Accertamenti sono stati disposti dal procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani, nel merito delle conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha devastato il territorio saccense. Sono 2 i sostituti impegnati nei sopralluoghi nelle zone più colpite dall'alluvione, insieme ai carabinieri, personale della protezione civile e vigili del fuoco. La Buzzolani precisa: al momento non c'è ancora un'ipotesi di reato, la formuleremo eventualmente al termine delle verifiche. La bomba d'acqua ha provocato l'esondazione di 2 torrenti, frane e smottamenti con pesanti conseguenze anche per alcuni edifici. La zona più colpita è stata la via Lido, dove un muro di contenimento non ha retto alla furia dell'acqua, schiantandosi su un palazzo adiacente che è stato evacuato. Ancora nella stessa via una frana ha interessato anche le fondamenta di un altro edificio. Sono una ventina le persone fuori casa al momento, ospiti di parenti o in strutture ricettive. Il presidente della regione Nello Musumeci interviene a fronte dei gravissimi danni subiti da Sciacca a causa dell'ondata di maltempo appena trascorso e afferma: i cambiamenti climatici e la selvaggia cementificazione di alcune aree del territorio comunale continuano a fare della città di Sciacca un allucinante teatro di devastazioni. Ho disposto per l'inizio della prossima settimana un sopralluogo della protezione civile, del genio civile e della struttura contro il dissesto idrogeologico per valutare gli interventi urgenti atti a ripristinare la viabilità. È chiaro che servono, al di là dell'immediato, azioni radicali sulle infrastrutture idriche che impongano soprattutto al Comune la condivisione di scelte coraggiose. Questa forte ondata di maltempo anomala, straordinaria, ha fatto emergere delle criticità incredibili.
Con ANAS stiamo intervenendo in maniera emergenziale in tutte le strade della regione siciliana per poterle liberare dal fango e ripristinare la viabilità. Ma i responsabili sono alla regione siciliana. 792 milioni di euro dati dallo Stato alla regione non sono stati spesi per la lotta al dissesto idrogeologico, spesi soltanto 30 milioni a fronte di un impegno, dice il Presidente della regione, di circa 400, ma impegnarli non significa spenderli. E i progetti bocciati del PNRR per 432 milioni urlano vendetta. È ora che i responsabili si facciano sentire. Che poi con l'incendio esce fuori di tutto. Questi sono tutti alberi che non lavorano più, no? Il sindaco di Messina, Catenno De Luca, fa tappa ad Agrigento con il suo spettacolo A modo mio, nella musica come in politica, e donerà a Sciacca parte del ricavato del suo spettacolo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Catenno De Luca oggi al Teatro Pirandello di Agrigento, ecco, per proporci una tappa del suo tour. Da cosa scaturisce e come mai questa iniziativa, Sindaco? Dall'amore per la musica e per la solidarietà. Sono stato individuato come ambasciatore dell'associazione La Casa del Musicista e stiamo girando tutta la Sicilia per raccogliere dei fondi per realizzare una struttura che gratuitamente dia servizi ai giovani artisti, anche a chi magari ha avuto la capacità di scrivere un brano però non ha la possibilità di farlo conoscere. Quindi con questa strategia stiamo mettendo a disposizione di tanti giovani artisti dei palcoscenici importanti come il Pirandello, e si andrà avanti anche con il supporto nel poter incidere anche questi brani. Come sarà strutturato lo spettacolo? Sarà strutturato a modo mio, è un cliché che cambia sera per sera, non è neanche concordato, ci sono soltanto le cose basilari, dopodiché in base anche a quella che sarà l'energia che ci trasmetterà il pubblico ci muoveremo di conseguenza. Comunque De Luca in versione non solo di cantautore ma anche di musicista. Ecco, la band che l'accompagna, diciamo qualcosa anche della band, no? Loro sono i Peter Pan, sono dei ragazzi che mi hanno seguito in questa follia da alcuni mesi, lo fanno spontaneamente per amore della musica, con alcuni di loro ci conosciamo da ragazzi e siccome io il mio tempo a disposizione anche per fare le prove è molto particolare, in genere da mezzanotte in poi, e allora ho dovuto anche individuare dei componenti che si sacrificassero in questi orari e non sono stati disponibili, ma vi assicuro che sono anche molto bravi. Ecco, come si coniuga la passione politica e musica? Ma scarico sulla musica la tensione della politica e chissà, magari sarà anche questo un nuovo modo di comunicazione, perché la gente è stanca delle parole dei politici. Forse se riusciamo a trasmettere dei messaggi ai nostri valori attraverso la musica probabilmente potrà rivelarsi più gradevole e forse saremo anche più seguiti dalla gente. La sua esperienza come sindaco è stata sicuramente importante in un momento di Covid, lei ha fatto anche delle azioni eclatanti davanti allo Stretto di Messina. Io ho dato l'esempio di cosa significa essere degli sturziani, cioè dei difensori delle autonomie locali, anche a cospetto dei livelli di governo che stanno sopra le nostre teste, che con una finzione giuridica basata sul combinato disposto dell'articolo Vatte alla pesca hanno messo a repentaglio la nostra terra. Mi sono ribellato, ho pagato le conseguenze, ma lo rifarei 1000 volte per la mia Sicilia. La candidatura, oltre che a quella di Sanremo, sarà anche all'Ars? Guardate, io già ho detto che sono candidato, quella di Sanremo è arrivata subito dopo, ma sono anche famoso per riuscire a fare più cose bene in contemporanea e di conseguenza voglio avvertire che coloro che pensano che per ora sia distratto dal canto, che al momento opportuno potrei suonargliele definitivamente. Ci sarà un altro tour che partirà da maggio
con anche il patrocinio probabilmente del maestro Mogol e di altri anche illustri artisti che credono in questo progetto. C'è una grande anteprima che ci dà. Mogol sarà a Messina il 19 e il 20 di dicembre per chiudere il nostro tour e per lanciare questo nuovo tour. Allora ci diamo appuntamento a quando? Sicuramente qui saremo nel mese di maggio, ritorneremo questa volta in piazza. Una novità arriva anche così come ultima ora, considerando quello che è successo anche nel nostro territorio, in particolare a Sciacca, Sindaco. Sì, sono stato a visitare queste famiglie, una situazione disastrosa, ho dato un mio contributo personale intanto all'associazione di volontariato che si stanno occupando di queste famiglie. Sono famiglie che hanno perso tutti gli effetti personali, hanno bisogno di aiuto e in occasione di questo evento musicale si sta svolgendo una raccolta fondi per donarlo a questa famiglia per i beni di prima necessità. Sono 282 attuali positivi nella provincia di Agrigento, con un incremento di 46 casi rispetto alla precedente settimana. La curva del contagio dunque appare in leggera risalita, così come peraltro sta avvenendo su scala regionale e nazionale. Il dato emerge dal consueto punto settimanale del commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Sul fronte ospedaliero la situazione sembra sotto controllo. Sono 6 i pazienti attualmente ricoverati, 3 si trovano nel reparto di medicina e altrettanti invece in terapia intensiva. Tutti sono all'ospedale di Ribera, unico presidio ospedaliero che si occupa di Covid nell'Agrigentino. Numeri che attualmente non destano preoccupazione per quanto riguarda la pressione sulla struttura, considerando che ad oggi ci sono 27 posti liberi in medicina, 7 in terapia intensiva e 10 in subintensiva. E andiamo adesso a Mazara, dove si sta svolgendo la convention nazionale di Forza Italia, una 3 giorni di incontri con cui diversi esponenti regionali, nazionali e europei si confrontano sui punti cardine dell'azione politica. C'è il servizio. In questa 3 giorni a Mazara riuniamo il partito, riuniamo Forza Italia per discutere, per confrontarci, se è il caso anche per scontrarci, proprio poi per avere una linea comune. Non può esserci il centrodestra senza Forza Italia, e Forza Italia, a iniziare dal nostro coordinatore Gianfranco Miccichè, non vuole assolutamente rompere il centrodestra, vuole partire dal centrodestra per allargare e coinvolgere quel mondo di centro che potrebbe anche votare a sinistra o che ha già votato a sinistra, ma che si renda conto che il Paese ha bisogno di scelte forti e lo si può fare soltanto con governi di centrodestra. E questa operazione la può fare soltanto un partito liberale, liberista, cattolico, cristiano, europeista ed atlantista, qual è appunto il nostro partito. Più che Italia Viva, Sicilia Futura, i componenti che hanno fatto l'accordo con noi praticamente fanno parte del gruppo parlamentare di Sicilia Futura, che comunque non è stata mai distante dalla maggioranza, in aula spesso nei provvedimenti che riguardano l'interesse della Sicilia e i siciliani hanno sostenuto questo governo. Quindi è un'operazione appunto di rafforzare quel centro. Serve una politica moderata. Moderata non significa non fare scelte importanti, non essere decisionisti, assolutamente. Come non ci può essere in Italia Forza Italia senza Silvio Berlusconi, in Sicilia non ci può essere Forza Italia senza Gianfranco Miccichè. Capite bene che ci sono sensibilità diverse, opinioni diverse, si discute, ragioniamo, ma alla fine c'è una linea che è assolutamente condivisa da tutti. Il Comune di Agrigento, su iniziativa del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore alle pari opportunità Roberta Lala, ha partecipato al bando del progetto intitolato Liberi di esserci e si è classificato al 24° posto nella graduatoria del Dipartimento delle pari opportunità per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine etnica e sull'orientamento sessuale. Il Comune di Agrigento è stato pertanto ammesso ad un finanziamento di quasi 89.000 euro che serviranno per attivare un apposito sportello di ascolto e consulenza.
hanno provato a fuggire a un posto di blocco con la loro Fiat 500 e ne avevano motivo. Dentro l'autovettura, prontamente bloccata dai carabinieri della compagnia di Sciacca, c'erano 10 grammi di marijuana e 360 euro in contanti. I militari hanno quindi disposto un controllo domiciliare a carico della coppia, 28 anni lui, 25 lei, entrambi saccensi e entrambi disoccupati, trovando altri 60 grammi di droga e 10 grammi di hashish, oltre a 860 euro di piccolo taglio, ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca sono stati entrambi collocati agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Cambiamo argomento. Realmonte vivrà un Natale ricco di iniziative che si svolgeranno dal 23 novembre al 6 gennaio. Previsti presepe vivente, il concerto di Natale, momenti musicali nelle vie, nei quartieri, nelle aree periferiche, nella piazza centrale del paese. Ancora recite, canti natalizi e momenti che avranno come protagonisti gli alunni delle scuole. Il nostro direttore Arturo Cantella. Riunione operativa stamani presso il comune di Realmonte circa la preparazione di una serie di iniziative in vista delle prossime festività natalizie. Un ricco programma assicurato anche dai partecipanti dei diversi settori della società che stanno operando in tal senso, tra questo il mondo della scuola, la parrocchia, la Fidapa, il tavolo della solidarietà, il banco alimentare, l'associazione Carabinieri, la Proloco di Realmonte, i rappresentanti dell'attività commerciale, il CIF, l'associazione Aquarinto, quella di Diapason. La riunione è stata coordinata dal primo cittadino di Realmonte, avvocato Sabrina Lattuca. Siamo qua in occasione del secondo incontro per la programmazione natalizia compatibilmente con la normativa Covid-19. Sono presenti le istituzioni del territorio, la scuola, è qua con noi la professoressa Fazzi, dirigente scolastico, la parrocchia, Don Fabio, la caserma dei Carabinieri di Realmonte, il CIF, la Fidapa, i rappresentanti delle associazioni dei commercianti, l'Idiapason, altre associazioni, nonché la Proloco. Oggi viene per la definizione della programmazione, chiaramente questa definizione poi passerà per le attività tecniche che verranno svolte per valutare la fattibilità in un periodo di pandemia, per poi passare alla pubblicazione del manifesto. Realmonte, lo abbiamo detto più volte, vuole crescere attraverso la bellezza nel pieno rispetto della legalità e pertanto pensiamo che solo il lavoro di squadra possa farci andare verso questa direzione. Mi pare che ci stiamo riuscendo, abbiamo avuto grande adesione, c'è molta energia, le proposte sono tante, le stiamo valutando, per cui presto pubblicheremo la programmazione natalizia del Comune di Realmonte. Come ogni anno noi teniamo molto a un lavoro sinergico tra scuola, enti locali, amministrazione, associazioni del territorio, perché la scuola deve essere inserita pienamente nel territorio, per cui anche per questo Natale stiamo elaborando un piano comune delle attività comuni in cui la scuola darà il suo apporto naturalmente. Questo serve a far crescere la comunità e dal punto di vista sociale, civile, ma soprattutto culturale. Già nella scorsa riunione la Fidapa ha avuto modo di presentare diverse proposte che partiranno intanto dal 25 novembre in vista di quella che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e poi si seguiranno altre iniziative per quanto riguarda il periodo natalizio con l'Albero della Speranza e della Resilienza insieme alla comunità realmontina per l'accensione dell'albero e per eventualmente raccolta di prodotti che andranno in favore della Caritas dei più bisognosi, e poi con ulteriori attività che stiamo programmando proprio nella seduta di oggi. Il tavolo della solidarietà, già da qualche anno tutte le istituzioni si mettono insieme per programmare questo tempo particolare. È vero che il Covid continua a circolare, però dobbiamo dare un po' di speranza, non dobbiamo guardare con uno sguardo negativo. Il fatto che ci riuniamo già questo è un segno positivo, perché ci mettiamo insieme, facciamo circolare le nostre idee e poi concretizziamo nel possibile tutte le nostre idee, i nostri progetti.
La cosa bella è un po' come dice Papa Francesco, stare insieme agli altri ci fa capire che è l'unico modo per uscire da questa pandemia. E non possiamo uscire da soli, ma insieme agli altri possiamo guardare con speranza un tempo nuovo. Quindi il fatto che già ci riuniamo, questo ci aiuta a capire che dobbiamo dare segni di speranza nelle piccole cose, nelle cose che progetteremo ora in questo tempo di Natale. Il CIF è un'associazione di donne per le donne, ma che cerca anche di valorizzare quella che è la comunità all'interno della quale si trova ad operare. E abbiamo pensato intanto, per quanto riguarda il 25 novembre, di preparare un momento, qualche evento proprio per sensibilizzare la comunità rispetto a quella che è purtroppo questa piaga sociale della violenza contro le donne, quindi il femminicidio. Abbiamo pensato di fare qualche evento tenuto conto di quelle che sono le problematiche Covid che non ci permettono di fare grandi cose, però comunque ritaglieremo un momento proprio per sensibilizzare ancora di più la nostra comunità. E poi in vista di quella che è l'attività natalizia parteciperemo sia a quella che è l'accensione dell'albero, parteciperemo, vogliamo creare un momento di condivisione con gli altri, con il mercatino di Natale da individuare ancora esattamente la data, e poi collaboreremo con le varie iniziative che vengono fatte dall'amministrazione comunale e da tutte le altre associazioni. Noi è il secondo incontro che facciamo a distanza di 15 giorni, dove si è messo sul tavolo un pool operativo per cercare di rilanciare il Real Monte dal punto di vista turistico e anche sociale e storico. Noi attività esercenti ci siamo messi a totale disposizione dell'amministrazione per organizzare degli eventi che possano portare quante più persone al Real Monte e far conoscere questa città da tutte le prospettive possibili e immaginabili. Abbiamo trovato da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione totale collaborazione e stiamo portando avanti un bel progetto che inizia da Natale e sicuramente continuerà anche per quest'estate per portare quanti più turisti nella parte balneare del Real Monte, che è uno scenario davvero straordinario. La nostra associazione è un'associazione che cerca di rivalutare le tradizioni della musica popolare siciliana, quindi per queste iniziative vogliamo rivalutare i canti della nostra terra, della Sicilia, attinenti al Natale. Oggi ci ritroviamo qua a distanza di una settimana per riorganizzare e parlare delle attività da programmare per il Natale. Pensiamo che coinvolgere le diverse realtà del territorio sia fondamentale, perché la collaborazione, la condivisione siano elementi essenziali per una programmazione che abbraccia un po' i bisogni di tutta la realtà territoriale. Quindi cercheremo di fare un programma che sia più consono per tutti e cercheremo di realizzare un programma natalizio che sia all'insegna della solidarietà, ma anche che garantisca un po' di serenità e pace dopo 2 anni che purtroppo a causa della pandemia che stiamo attraversando non è stato possibile realizzare nulla. Volevo portare i saluti del Presidente del Consiglio, Felice Vaccaro, che oggi per impegni personali non è potuto essere presente qui alla riunione. Mantenere il pluralismo dell'informazione, questa è la battaglia portata avanti da REA Radio TV locali. Arturo Cantella. Continuano le prese di posizioni da parte di autorevoli esponenti del mondo della politica. Oggi è la volta del parlamentare dei Fratelli d'Italia, onorevole Marco Silvestroni, nella sua qualità di componente della Commissione Comunicazioni della Camera dei Deputati. L'esponente del partito della Meloni sostiene le TV locali e si schiera contro le discriminazioni fatte dalla legge 146/2017, che vede dare il sostegno di pubblici fondi destinati solo alle prime 10 TV più grosse sulle 100 predestinate, ma alle altre 90 vanno solo i pochi spiccioli, per non parlare delle altre realtà locali, la maggioranza totalmente escluse, insomma 0 euro, anche se quotidianamente operano nel campo dell'informazione locale da oltre 40 anni e che hanno sostenuto le spese delle varie fasi di trasmissione, dall'analogico prima al digitale poi. La nostra speranza di editori è quella che la nostra rappresentanza parlamentare possa più presto colmare una discriminazione che purtroppo non vede essere la legge uguale per tutti, ma solo per pochi facenti parte della casta. Al tal riguardo l'associazione di emittenti locali televisive REA, guidata dal bravo ingegnere Antonio Diomede, sta preparando una potente azione legale per il risarcimento dei danni subiti verso le TV locali a causa del DPR 146/17, che ha provocato posizioni dominanti di coloro che hanno ricevuto contributi milionari.
Storia tutta italiana è quello che sta avvenendo sulle radio-televisioni italiane. 100 su 1000 prendono il contributo dello Stato, in realtà solo 10 di queste prendono il 90%. Bisognerà rivederla per forza questa cosa in Parlamento. Eppure le piccole e medie radio-televisioni hanno un'importanza vitale, soprattutto democratica, per la diffusione anche dell'informazione che danno, tra virgolette, non di televisione di Stato, perché è chiaro che queste 10 televisioni dei 100 che vengono dai 1000 che dovrebbero prendere il contributo, che prendono contributi statali, è normale che spesso e volentieri sono televisioni in realtà di Stato, chiamiamole di regime, e quindi le radiotelevisioni private, medie, piccole sono una garanzia di democrazia e è vergognoso che prendano dei finanziamenti a volte pari a zero oppure irrisori a monte di grossissimi finanziamenti dello Stato che prendono queste 10 grandi televisioni. I cittadini penseranno che è questo per fare un taglio alla spesa, perché poi quei soldi verranno magari riconvertiti in servizi. Non è vero, i soldi sono sempre gli stessi, non vengono ridotti, solo che se li spartiscono, perché questa è una vera e propria spartizione, le 10 più grandi televisioni italiane. Io cercherò comunque in commissione telecomunicazioni cercare di risolvere il problema di equità tra le radio televisioni. Nutrirsi, vestirsi, con un tè curarsi e istruirsi, un'assistenza legale umanitaria, ricevere e dare, corretta informazione. 2 reparti interamente ristrutturati con nuove sale parto e operatorie per garantire alle gestanti ogni standard di sicurezza a partire dal ricovero e fino al momento del miracolo della vita. All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha inaugurato il nuovo plesso materno infantile realizzato nell'ambito della vasta riqualificazione delle strutture sanitarie nei vari presidi dell'isola. Era un dovere mettere a disposizione delle future mamme di Caltanissetta, ha dichiarato l'assessore, un reparto in linea con i livelli attuali di comfort e sicurezza. Ci arriviamo nonostante il freno che la pandemia ha imposto a ogni opera cantierata, ma anche al Sant'Elia consegniamo l'ennesima nuova struttura sanitaria voluta dal presidente Musumeci. È un giallo che è ambientato a Castellammare del Golfo, il paese dove io sono nata. Si tratta di un uomo che è stato ucciso 30 anni prima, di cui sono stati ritrovati i resti e che il famoso commissario Vitale deve scoprire chi è l'assassino, insomma. Ecco. Lei ci accennava che è nato un po' in un periodo abbastanza cupo per tutti, quello legato al Covid-19. Com'è nata l'idea di scrivere questo giallo? Guardi, io sono patita per il giallo, per me Camilleri è il mio maestro, ho letto tutto di lui e quindi lui mi ha stimolato un po', ma già da parecchio, solo che lavoravo e non avevo tempo proprio materiale di scrivere. E durante il lockdown mi sono sentita segregata dentro casa e quindi così ho ripreso un po' le idee che avevo scritto, così accennato, e mi sono ritrovata a scrivere questo libro che insomma a me piace tantissimo, insomma è simpatico, è facile da leggere, poi anche c'è un po' di suspense così, ma ci sono anche diciamo dei messaggi che si danno ai giovani, quello di andare avanti sempre e comunque, insomma avere il pensiero positivo, insomma. Qual è il filo conduttore che vi lega? Perché noi ti conosciamo sotto un'altra veste, quello di Amici della Salute Onlus, quindi come siete arrivati a conoscervi? Allora, ci ha fatto conoscere una nostra volontaria, la nostra referente dello sportello oncologico di Castellammare del Golfo, Mariella Miceli, le ha parlato dell'associazione e la nostra scrittrice Maria Parisi ha deciso di devolvere una parte del ricavato all'associazione per i servizi che noi naturalmente offriamo gratuitamente ai pazienti affetti da patologie tumorali.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Un'interrogazione di tutti i parlamentari messinesi pretende chiarezza sui ritardi dei soccorsi arrivati per l'incidente stradale in cui è morta una 46enne. I dettagli nel servizio. La tragedia che è successa l'altra sera ha colpito tutta la cittadinanza e purtroppo abbiamo capito che è un pericolo che corriamo tutti, che tutti i cittadini corrono. Io me ne ero occupata nel 2017, quindi a scanso anche di equivoci e di polemiche rispetto magari a chi dice vi svegliate adesso e scoprite adesso il problema della mancanza dei medici nelle ambulanze. Me ne occupai nel 2017 chiedendo al sindaco a Corinti quale massima autorità sanitaria locale. Peraltro dico, abbiamo un sindaco che è massima autorità sanitaria e che potrebbe, pur non avendo delle specifiche competenze in questo senso, ma comunque protestare rispetto a questi tagli regionali, porre l'attenzione su questo problema. E quindi già il problema l'avevo evidenziato 4 anni fa. E adesso scopriamo che la situazione non è cambiata, perché purtroppo le aziende sanitarie vengono considerate come delle aziende private, quindi il bisogno primario è quello di rispettare budget economici piuttosto che invece tutelare la salute. E ho pensato, insieme a tante altre persone che in questi giorni si stanno mobilitando, di costituire un comitato spontaneo di cittadini che vogliono rendere sempre l'attenzione tesa, ecco, su questa vicenda, affinché veramente non si ripeta più. Quindi l'autorità giudiziaria farà sicuramente il suo corso, noi tutti piangeremo e staremo in silenzio rispetto al grandissimo dolore che ha colpito la famiglia di Olga. Al contempo dobbiamo fare in modo che la cittadinanza attiva si muova e che quindi controlli, stia attenta e segnali alla politica. Calcio, eccellenza domenica, gara a porte chiuse tra Akragas e Don Carlo Misilmeri. Vediamo anche gli appuntamenti dei campionati minori con Carmelo Lentini. L'Akragas, dopo l'ultimo lavoro di rifinitura di questa mattina, è pronto alla sfida che lo vedrà impegnato allo stadio Giovanni Aloisio alle ore 15 contro il locale Don Carlo Misilmeri del tecnico Salvatore Utro, un avversario tosto, arricchito dalla presenza di parecchi calciatori che hanno calcato i cambi delle categorie superiori. Partiamo innanzitutto dagli ex biancazzurri come Candela, lo scorso anno proprio con la squadra biancazzurra, e poi Concialdi, Tiscione, ai quali si aggiungono l'esperto portiere Zummo, l'attaccante Stassi, D'Angelo, Corsino, Cossentino, l'attaccante Cava. In poche parole un organico che può esprimersi a tutti i livelli, ma dovrà disputare questa gara a porte chiuse. Di contro sarà un Akragas che si è preparata tantissimo in settimana, alternando palestra e terreno di gioco di Fontanelle. I ragazzi di Giuseppe Anastasi sono consapevoli di dover affrontare una delle squadre più attrezzate al salto di categoria, ma fortunatamente la rosa si è completata in tempo per terminare il girone di andata in una posizione di tutto rispetto. Per questa gara si recupera il difensore Alfonso Cipolla, che ha scontato la giornata di squalifica, mentre l'infermeria sembra pian piano svuotarsi. Ricordiamo che questa gara, che dovrà disputarsi a porte chiuse per l'inagibilità delle tribune, sarà diretta dal signor Yuri Gallorini, che proviene dalla sezione di Arezzo. I suoi assistenti saranno Giuseppe Corona di Marsala e Domenico Cono di Palermo. Per quanto riguarda gli altri incontri, il Canicattì ospita la Parmonval, mentre il CUS Palermo se la vedrà in casa con l'Enna. Per quanto riguarda le altre agrigentine del girone, l'Unitas Sciacca sarà di scena a Castellammare, mentre il Casteltermini tra le mura amiche cerca il ritorno alla vittoria, ma sulla strada si ritrova la Nissa. A proposito della squadra granata, in settimana è arrivato il nuovo tecnico, che sostituisce il dimissionario Pino La Bianca. Si tratta dell'esperto Accursio Sclafani, castelterminese purosangue, che cercherà di riportare la squadra sulla retta via. Infine il Profavara ospita la Forte Mazzarese. Questa gara è stata affidata a Daniele Orazietti di Nichelino. Completano il cartellone della 10ª giornata Mazzara Marsala, CUS Palermo, Enna,
e Monreale Marineo. Un'ultima curiosità riguarda invece la squadra biancoscudata della Nissa. La società infatti ha fatto sapere che lo stadio Virgilio di Cambofranco sarà la nuova casa del club dove ospiterà tutte le gare interne del campionato. Domenica la super sfida, Don Carlo Misilberi Akragas, che gara ti aspetti, Toto Treppiedi? Sicuramente è una bella partita, comunque sia stiamo parlando di due squadre che lottano per obiettivi importanti. Noi ci stiamo allenando bene, ci stiamo allenando col giusto entusiasmo, sappiamo che sarà una partita abbastanza combattuta, ma come chiede il mister noi saremo sempre concentrati e andremo lì per fare bene. Il Misilmeri che avversario è? Penso non abbia bisogno di presentazioni, è una squadra piena di giocatori importanti, anche di categoria superiore, però ogni partita è a sé, ripeto, noi andremo lì con l'atteggiamento giusto e speriamo di fare bene e di ottenere punti. Oltre all'atteggiamento giusto, che Akragas servirà per portare a casa l'intera posta in palio? Io penso che serve l'Akragas che si è vista ultimamente, ovvero un Akragas compatta, che combatte su tutti i palloni, che, ripeto, è una partita importante e quindi che ha bisogno di tutti. Noi non vediamo l'ora e speriamo bene. Ecco. Eccoci con Lukas Corner, attaccante svedese dell'Akragas, Akragas che prepara la partita, il big match contro il Misilmeri. Sì, Misilmeri ha tutti i giocatori forte, ma io penso anche noi ho molto qualità in questa squadra. Pure questa settimana preparazione molto bene. Il mio corpo e io penso anche altri ragazzi del corpo e altri ragazzi pronti, non è stanco, capisci? Ti piace stare ad Agrigento? Cosa ne pensi dell'Akragas? Sì, io molto contento qua. Quando io arrivo c'è difficile perché non parlo niente italiano, ma oggi parlo più italiano. Ragazzi tutti spiacenti sì, mi piace la società, allenatore, tutto buono. Nel campionato di promozione, dopo un paio di domeniche di sosta, si ritorna a giocare. Duro impegno per il Raffadale che affronta in trasferta a Castelvetrano la locale Folgore. La compagine del tecnico Angelo Mercante, che si trova in terza posizione, proviene dal passaggio del turno di Coppa Italia ottenuto con il Gela. La squadra è in piena forma e può contare su una rosa smaliziata e ricca di calciatori di esperienza. Torna a giocare in casa il Camarat, che ospita la non certo irresistibile Castelbuono, ultima in classifica con appena un punto. Un turno favorevole per la squadra del tecnico Mimmo Bellomo, che ha bisogno dei 3 punti per scalare l'attuale classifica non certo soddisfacente. In prima categoria occhi puntati al Collura di Porto e Empedocle, dove sarà di scena il derby Empedoclina Atletico Favara. Una gara dall'esito incerto che mette in palio punti davvero molto pesanti. Sono 4 infatti i punti di distacco tra le due compagini, con quella favarese che si trova al terzo posto con 10, mentre quella marinara è a 6. Entrambi i mister, Francesco Fanara e Giuseppe Portelli, possono contare su una rosa completo. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Gemini di Renato Maggio gioca a Sommatino, mentre il Ravanusa ospita l'Aspra. Scendiamo di categoria. Nel campionato di terza categoria si gioca la terza, malgrado abbia disputato una partita in meno. L'Aragona del tecnico Alessandro De Caro guarda tutti dall'alto con 9 punti e a punteggio pieno. Domenica scorsa, dinanzi a un pubblico davvero eccezionale come numero e tifo sugli spalti, al Totorusso la compagine aragonese si è aggiudicata la super sfida con il forte Reale Licata, a conclusione di una gara molto combattuta, corretta e decisa da una deviazione di un calciatore licatese. Una sconfitta che fa perdere la vetta alla compagine marinara e rilancia le ambizioni del Ribera, che invece guadagna il secondo posto.
Domenica prossima occhi puntati sul big match di Cianciana, dove scende proprio la neocapolista Aragona in una gara che promette spettacolo ed assegna punti pesanti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.